Aprite i porti alla Sea-Watch. A lanciare l'appello l'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite durante la presentazione oggi a Roma dell'ultimo allarmante rapporto. Ogni giorno 37.000 persone sono costrette a fuggire dal loro paese a causa di conflitti e persecuzioni. Sentiamo Cristiana Palazzoni. Quando mia madre mi ha affidato alla persona che mi ha portato in Pakistan avevo 10 anni, perché il mio fratello maggiore è stato mandato in guerra a combattere, dopo di lui dovevo andare io. A quel punto mia madre, sapendo che non avrebbe potuto fare nulla, l'unico modo era quello di allontanare il proprio figlio da se stessa. Famiglie spezzate come quella di Sayed, che ha lasciato da bambino l'Afghanistan. Circa la metà dei rifugiati nel 2018 erano minori. Le persone che non hanno avuto altra scelta se non quella di lasciarsi tutto alle spalle sono in aumento, oltre 70 milioni nel mondo, 37.000 ogni giorno. Il Libano è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati e lì si è trovata anche Mirvat, fuggita da Aleppo per poi arrivare in Italia 3 anni fa con i corridoi umanitari. Purtroppo finché ci sono le guerre le persone cercano sempre a fuggire. Tutto quello che vorrei è avere una vita normale. È l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati a dare le cifre di un fenomeno in espansione che va di pari passo con il perdurare delle guerre, delle persecuzioni, delle violazioni dei diritti umani. Muri, fili spinati non stanno portando nessuna soluzione. Sarebbe bene che ci si impegnasse con tanta foga e tanta energia a trovare delle soluzioni ai conflitti, alla violenza, ai motivi per cui le persone fuggono.